bisogna cominciare a pensare che la casa non è un privilegio ma è un diritto e nel momento in cui noi stiamo negando un diritto a una gran parte della popolazione non possiamo considerarci un paese civile e nel caso specifico una regione che scommette sulle nuove generazioni ma anche porta vivibilità nelle città e benessere nelle famiglie. Questo lo dico perché il tema della casa è forse il tema che a livello nazionale ma anche a livello locale stiamo subendo. Dico stiamo subendo perché la mia generazione è un po' quella fascia grigia che potrebbe permettersi, come dire, perché ha uno stipendio, di poter vivere e costruire magari anche una famiglia in autonomia, ma come dire, il mercato della casa non lo permette. Io credo che la regione possa fare tanto sotto due aspetti, sicuramente per quanto riguarda gli affitti, quindi tutta quello che si può fare nel calmierare gli affitti e quindi anche trovare un dialogo con gli affittuari in questo senso. Dall'altra parte la regione, come fanno altre regioni, penso all'Emilia Romagna, può fare molto rispetto alla garanzia dei mutui per gli under 35 ad esempio.